Un minuto di silenzio, anzi un minuto di rumore per ricordare Giulia. Oltre 2000 gli studenti che nel cortile della facoltà di ingegneria in via Gradenigo hanno voluto ricordare Giulia Cecchettin. Molti più del previsto, tra lacrime e commozione per la 22enne, loro compagna di studi, ma anche per dire basta alla violenza su tutte le donne. Siamo in questo cortile che lei avrà attraversato 1000 volte. Era una nostra compagna di corso, studentessa come noi, con cui condividevamo spazi e obiettivi. E la cultura dello stupro è una cultura in cui siamo immersi tutti e tutte da quando nasciamo, che si regge su una serie di atteggiamenti quotidiani che siamo educati a tollerare, a sopportare, a giustificare, a incoraggiare, che sono la pacca sul culo non richiesta, che sono le battute sessiste, che sono la possessività. Combatti per urlare più forte di me. Possiamo vivere senza paura, mamma, proprio come ho vissuto io. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. Però di Giulia posso dire io personalmente che l'ho conosciuta, che era una ragazza tanto tanto dolce. E le foto che sono state prese, usate, girate nei social, nei giornali, non sono foto in cui era in posa, ma sono foto della sua quotidianità. Quel sorriso era il suo sorriso vero. Vi chiedo quindi di farci sentire. Tirate fuori chiavi, borracce, qualsiasi cosa possa far rumore, e oggi noi qui non faremo il minuto di silenzio, ma un minuto di rumore. È stata un'emozione forte, già abbiamo un dolore grandissimo nel cuore vedere tanti ragazzi così oggi dà un segnale di speranza. C'è una panchina rossa vagante, cioè itinerante, che ogni anno viene posta su un dipartimento all'altro, quest'anno verrà posta qui e questa sarà installata stabilmente presso il nostro dipartimento e l'avremo qui tutti i giorni dell'anno per sempre. Infine, altro segno concreto: all'inizio di ogni lezione docenti e studenti hanno osservato un minuto di silenzio in classe con la proiezione di un messaggio in ricordo di Giulia. Grazie.